La stazione, Piazza del Duomo, l'Arcella, la Stanga e Forcellini sono le aree della città in cui i carabinieri hanno svolto il maggior numero di operazioni antidroga dall'inizio dell'anno, una sorta di mappa dello spaccio alla luce dei 42 arresti effettuati finora, 40 dei quali a carico di stranieri. Spacciatori prevalentemente, anzi quasi totalmente stranieri, di contro invece i clienti la maggior parte sono italiani. E le nazionalità prevalenti degli spacciatori arrestati e denunciati sono nella stragrande maggioranza dei tunisini, ma anche nigeriani e marocchini. La stazione è ovviamente il luogo più facile da raggiungere in treno e autobus per chi cerca stupefacenti dalla provincia, da Treviso, dal Veneziano e da Vicenza. Ma altre zone, ad esempio la zona dell'Arcella, la zona della Stanga, ma anche la zona di Via dei Colli dove c'è il CERT, e ci ha consentito di riscontrare e di fare tante operazioni che noi quotidianamente programmiamo e organizziamo. Le droghe sintetiche invece si vendono solo tra filippini e cinesi, cambiate anche le tecniche dello spaccio, ormai i pusher girano sempre in tre, uno prende i contatti, uno ritira i soldi, il terzo consegna la droga, magari lanciandola dalla bicicletta. E lo spacciatore difficilmente viene trovato con più dosi addosso, ma proprio cerca di attuare delle contromisure all'azione repressiva che quotidianamente mettiamo in campo. Un grande aiuto lo danno i cani antidroga. SIR, che ormai presta servizio da qualche anno, recupera grandi quantità di stupefacente abbandonato. Nelle scorse ore ai Giardini dell'Arena, ad esempio, ha trovato tra i cespugli una decina di bustine di marijuana. Una lotta difficile contro lo spaccio, la richiesta a Padova purtroppo è molto alta.